giornata della memoria è il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa, nell'avanzata verso la Germania, arrivano e aprono il campo di Auschwitz, trovando ovviamente pochi prigionieri, perché alcuni di questi erano già stati portati via, anzi fatti marciare verso altri campi più vicini alla Germania. Questa figura vi fa vedere dentro il cerchio nero la localizzazione di Auschwitz, e se voi scoprite, riuscite a vedere alcuni di questi nomi, sono tutti nomi orribili: Treblinka, Gross-Rosen, Dora Mittelbau, Dachau, insomma Buchenwald, cioè nomi che sono rimasti nella storia e purtroppo della seconda guerra mondiale e dell'epilogo di questa cosa, come scritti campi di concentramento. In realtà il nome campi di concentramento veniva usato nei tempi in cui ero bambino appunto per riferire a questa cosa. Non si usava ancora il termine campi di sterminio, perché da una parte si sapeva poco. Io sto parlando di quando ero bambino, quindi 70 anni fa, 68 anni fa, cui capivo queste cose, ma le registravo come nomi, insomma. Ma in realtà anche perché alcuni di questi che erano stati perduti, non si sapeva dove fossero, si sperava che ancora tornassero da questi campi di concentramento. I campi di concentramento erano un termine militare anche, dove tenevano i prigionieri, quindi il nome di campi di sterminio è venuto soltanto dopo, quando si è capito quale atroce cosa stava dietro ad alcuni di questi campi di concentramento. E sono passati 70 anni e devo dire che io ho messo, giusto per vivacizzare un po' questa terribile serie di immagini, questa vignetta che dice i due che guardano questo germoglio da un tronco, dice è solo un pequeño arbusto, è un piccolo arbusto, ma si vede che sotto c'è un'enorme serie di radici che disegnano una svastica, e in effetti si capisce che la fine del nazismo, la fine storica del nazismo, non ha avuto come fine anche delle ideologie e di tutto ciò che va accanto a questo. Al punto tale che anche in Italia, questo è Roma, l'Olocausto è la più grande menzogna della storia, cioè il negazionismo è diventato una cosa quasi accettata, insomma. E poi di sotto i giudei, la vostra fine è vicina. A Roma, che è la sede, diciamo, della comunità ebraica più importante d'Italia, è la comunità ebraica che ha avuto il maggior tributo di vittime, come vedremo più avanti, durante la fine della guerra, la seconda guerra mondiale. Allora, contro il negazionismo ci sono due strade. Una è la limitazione del diritto di opinione. Negare la Shoah è una cosa, è un diritto, è un'opinione, e certamente non si può diciamo, agire legalmente contro chi afferma la negazione della Shoah. E capite bene che il conflitto con il diritto di parola, con il diritto di opinione, è sempre molto scomodo. Però c'è un potente, diciamo, antidoto, che è la memoria pubblica, perché se il negazionismo si scontra con una memoria pubblica ricca non soltanto di dati, ma ricca soprattutto di un profondo sentimento che riguarda questo enorme, atroce evento, allora naturalmente c'è una vaccinazione, per così dire, delle coscienze. Questo che io cercherò di dire in una serie di riflessioni, mi auguro che serva a comprendere quello che Hannah Arendt chiama la banalità del male, un libro molto interessante da leggere, ma banalità del male perché questa specie di male assoluto che noi oggi identifichiamo con questa spaventosa tragedia
è stato generato in maniera graduale, quasi impercettibile, c'è un percorso. E i meccanismi che hanno generato la persecuzione e lo sterminio li potete analizzare, li potete vedere, e quindi si può anche capire che in ogni momento è possibile la rigenerazione, magari sotto altre vesti, sotto altri aspetti, di questo stesso tipo di male. E quindi ho intitolato quello che vi dirò Dalla filosofia all'Olocausto, perché in realtà i presupposti da cui deriva questa cosa sono banali affermazioni filosofiche. Quindi io vorrei riuscire a far capire come in Germania, paese civilissimo, a partire dal 1933, un governo legittimamente costituito, perché Hitler è andato al potere dopo regolari elezioni politiche, non è stato come in Italia dove Mussolini ha preso il potere con le squadre fasciste andate alla marcia su Roma. Quindi questo potere legalmente, legittimamente costituito, facendo leva su un substrato culturale di fondo che condivideva un atteggiamento razzista, nazionalista razzista, sviluppò in un crescendo agghiacciante politiche e programmi di esclusione, prima, di discriminazione di massa, poi, e poi di genocidio, cioè l'uccisione di migliaia, cioè milioni di persone. Soprattutto contro gli ebrei, ma anche poi contro una serie di categorie di soggetti che avevano l'unica colpa di essere diversi. Malati psichiatrici, malati di malattie incurabili, omosessuali, zingari, oppositori politici, persone di religione diversa, per esempio testimoni di Geova, tanto per dire uno. Allora, una premessa importante è questa. La radice prima sono due sentimenti che sono comuni. I bambini li hanno sempre, da bambini, tutti noi, l'eterofobia, la paura della diversità. C'è una cosa nuova, bambino piccolo comincia a piangere, a strillare, a battere i piedi, a fare i capricci, eccetera, eccetera. L'imicizia competitiva, anche questo è un atteggiamento che è condiviso da tutti quanti i ragazzi quando giocano fra di loro, giocano nelle squadre che si confrontano, ed è un atteggiamento anche positivo quando rimane attraverso, cioè, diciamo, il confronto con un altro gruppo per far meglio, per costruire qualcosa di migliore, eccetera, eccetera. Quindi l'inimicizia diventa competitiva, ma quando si supera un certo livello succede qualche cosa, cioè eterofobia ed inimicizia competitiva diventa razzismo quando venga fornita dall'esterno e quindi accolta e interiorizzata una teoria che offra delle basi logiche all'avversione, cioè che spieghi in qualche modo, che giustifichi l'avversione verso l'altro. Per esempio, noi siamo superiori perché siamo geneticamente diversi, noi siamo superiori perché la nostra civiltà è superiore, noi siamo superiori perché che ne so, abbiamo dei poeti migliori degli altri nel nostro passato. La cosa che è importantissima da tenere presente, che non ha alcuna importanza se la teoria di cui stiamo parlando sia fondata, cioè abbia dei sostegni veri, abbia delle prove, abbia qualcosa, ma è sufficiente che venga propagandata in modo efficiente. E infatti, se ricorderete, la propaganda sia mussoliniana che nazista è stata l'arma vincente della conquista delle masse, per così dire. Quindi, detto questo, su cui ritorneremo alla fine, cominciamo dalle parti filosofiche, diciamo, filosofiche, scientifiche. Darwin nel 1875 pubblica The Origin of Species e parla di natural selection, cioè di scelta naturale. In natura, la scelta del partner, la scelta, diciamo, delle qualità naturalmente avviene in natura. Nietzsche nel 1880 teorizza, riprendendo il discorso di Darwin, la selezione contro miserabili, deformi e degeneri, quindi la scelta di caratteristiche positive attraverso la eliminazione delle caratteristiche negative dalla specie.
Le sue idee vengono riprese poi da Henschel, che parla addirittura di villaggi di riproduttori, cioè diciamo di zone, di gruppi di persone che propagano la specie con qualità positive, e Lanz che parla di incroci selettivi di superuomini, e questi arriva ariani e biondi. Questo è poi primo accenno. Nel 1885 Pletz parla di efficienza della nostra razza e difesa dei deboli, e teorizza la superiorità della razza ariana occidentale. Tutti nomi, non si parla in questo momento di soluzioni politiche, ma su questa base arriva la genetica. Nel 1900 vengono elaborati i concetti fondamentali per spiegare l'eredità biologica. La genetica è stata inventata da Mendel molto prima, ma soltanto nel Novecento viene diffusa e cominciano ad aprirsi, diciamo, delle cattedre di genetica. Nel 1903-1904 Schallmayer scrive Eredità e selezione nella vita delle nazioni, studio di scienze politiche basate sulla nuova biologia. Ecco, vedete come la scienza si infila dentro, anzi non è la scienza che viene tirata dentro in questo discorso, e Haeckel nella Enigma della vita auspica esplicitamente la soppressione di ammalati invalidi, riprendendo questo discorso di prima, che cioè per purificare la specie bisogna eliminare le varianti, diciamo, che sono considerate negative. Un ulteriore avanzamento in questa direzione è dal 1911 al 1923 viene teorizzata l'eredità dei comportamenti asociali e antisociali, cioè così come ci sono le malattie genetiche degli individui, esistono anche le malattie genetiche della società. Quindi addirittura si parla di eredità, per esempio, del pauperismo, del fatto di vivere in povertà, è ereditaria. Infatti figli di poveri sono poveri, figli ricchi sono ricchi, e figli di ricchi con povero diventano mediamente ricchi, quindi è un'eredità di carattere mendeliano. Fa ridere questa cosa, ma è stata perfino scritta. La cosa terribile è che negli Stati Uniti nel 1911 cominciano a essere praticate la castrazione dei delinquenti, e qui subito in Germania viene copiato questo tipo di soluzione, e per un certo tempo viene praticata senza che ci sia una copertura legale. Ci sarà solo successivamente una legge che, diciamo, una specie di sanatoria che dice che tutte quante le decisioni che sono state fatte in precedenza erano tutte legali, in realtà non lo erano. Nel 1913 Fischer, che era lo ritroveremo dopo, è uno studioso di genetica, fa uno studio sugli ibridi di Rehoboth. Rehoboth è un posto in Sudafrica dove c'erano boeri e ottentotti, e lui in questo qua dice che i figli di queste coppie miste sono malati, sono cose di questo genere. 1918, questo vale la pena di segnalarlo, viene pubblicato un romanzo in Austria, mi pare, che parla di una donna bionda sedotta da un ebreo che sposa un ariano. I figli hanno tutti caratteri tipicamente ebrei perché i caratteri ereditari materni sono stati irrimediabilmente corrotti. Questa è una scemenza dal punto di vista biologico, non esiste, però questo vende al tempo dove c'erano tantissimi analfabeti, quindi vende centinaia di migliaia di copie. Questo dimostra la ricettività della popolazione riguardo a questo tipo di cose. Nel 1924 a Milano c'è il primo congresso italiano di eugenetica sociale, e curioso è questa cosa, il professor Paolo Enriquez, che era professore di biologia all'Università di Padova e che è uno scienziato di notevole pregio, diciamo, che è stato uno di quelli che ha introdotto lo studio della genetica in Italia, ha scritto un libro che è nella biblioteca del Dipartimento di Biologia, si può consultare, L'eredità dell'uomo, in cui gli ultimi capitoli del libro sono testuali parole: soppressione dei gravi malati costituzionali e soppressione delle stirpe molto perverse. Le stirpe molto perverse sono i delinquenti.
Allora lui non voleva ammazzarli, ma pensava di mandarli in colonia, cioè nelle colonie dell'Africa profonda, dove il caldo terribile li avrebbe sfibrati e poi eliminati naturalmente, cioè senza intervento cruento. Nel 22, interessante questo anche, vengono ripubblicati i documenti della conquista ebraica del mondo, questi che sentite spesso citare come protocolli dei savi di Sion, e vengono pubblicati con supplemento a fede e ragione, quindi in ambito religioso. Questi protocolli di Sion sono un falso, perché sono una trascrizione pubblicata in Russia all'inizio del Novecento di un originale che è Dialogo enfer entre Machiavelli e Montesquieu ou la politique de Machiavel ou 19e siècle par un contemporain. Quindi era un pamphlet contro Napoleone III, scritto da questo Maurice Joly. Questi due russi, Nilus e Butmi, pubblicano questa cosa all'inizio del Novecento. Un inglese, Graves, lo scopre il falso e lo pubblica come falso nel 1921, viene data ampia documentazione del Times di Londra e da allora continua a essere riproposto questo discorso dei protocolli di Savi-Sion senza che nessuno se ne occupi più del fatto che sono falsi. Nel 28 in Germania viene istituito il Kaiser Wilhelm Institute per antropologia genetica umana ed eugenica, vedete quel nome di Fischer che abbiamo già citato prima, e nel 31 ormai è avviato il cammino del nazionalsocialismo, vengono prescritti esami di idoneità razziale per i membri dell'SS. Nel 33 viene fondata la Società per l'igiene della razza, che è una società scientifica e che trova subito 1300 membri che si iscrivono, e nel 1933 è la famosa data in cui c'è le leggi razziali, razza e igiene, cioè igiene della razza, e, cosa curiosa, contemporaneamente viene proibita la sperimentazione sugli animali. Quindi è una cosa veramente strana questa, che da una parte c'è l'igiene della razza, dall'altra parte c'è una specie di pietà per le sofferenze degli animali. Che cosa diceva questa legge? Le razze e igiene era composta di 3 parti: la legge per la prevenzione di progenie affette da malattie ereditarie, e questa consente la sterilizzazione coatta decretata da appositi tribunali della stirpe che verranno istituiti più tardi; la legge contro i delinquenti abituali e pericolosi, che consente la detenzione e castrazione coatta dei delinquenti definiti tali in base a un'indagine, virgolette, genetico-razziale, queste sono le parole, e poi la legge sulla delinquenza giovanile, che implicava analoghe misure e fu applicata a partire dal 1937. Quindi siamo nel 1933. Nel 1934 il governo tedesco nazionalsocialista avvia il piano Lebensborn, cioè è un piano come era in Italia l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Mussolini, protezione delle madri nubili, cioè le madri nubili avevano diritto a avere un soccorso anche economico e c'era una garanzia che i figli di queste madri nubili potessero arrivare all'età scolare, eccetera, ma a prezzo della selezione operata dei medici sulla prole alla nascita. Cioè se il bambino non era sano e diciamo biondo e con gli occhi azzurri, veniva lasciato morire. Cominciano a funzionare nel 1934 i primi campi di concentramento e di lavoro forzato, questi per oppositori comunisti e socialdemocratici. La logica di questo è: questi sono nemici della società, per riscattare questa loro inimicizia devono lavorare per la società, lavorare come schiavi, e quindi dentro il campo di concentramento e lavorare in condizioni bestiali di sofferenza. Nel 1935 ci sono delle modifiche alla legge razziale. Allora, viene introdotto l'aborto coatto, quindi obbligato, fino al 6° mese di gestazione compreso, capite che non è più un aborto, insomma, no?
E questo vale per le donne classificate portatrici di malattie ereditarie, anche qui imposto dal Tribunale della Stirpe. Schedatura generale della popolazione, obbligatorietà del certificato di idoneità matrimoniale, idoneità dal punto di vista fisica e razziale ovviamente. Divieto per gli ebrei di avere comunque rapporti sessuali con gli ariani, divieto di matrimonio con gli zingari, con i neri e con i loro discendenti. Quindi c'è uno spostamento, vedete, sempre di più in questa direzione. Nel 1936 viene istituito l'Istituto di ricerca sull'igiene razziale e ereditarietà, dove c'è questo Ritter che fa un'indagine su 30.000 zingari tedeschi, cioè facendo misure antropometriche, indagini di carattere biologico soprattutto. Nello stesso anno viene autorizzato l'arresto preventivo degli asociali da parte non solo della Gestapo ma anche della polizia ordinaria e della polizia criminale. Quindi il ramo questo della pulizia della società da quelli che erano sgraditi, diciamo. In Italia, tra il 1934 e il 1937, si apre una cosa importante. I giornali Il Tevere e il regime fascista lanciano una campagna antisemita sul tema della dubbia italianità degli ebrei. Nota bene che gli ebrei si potevano considerare non solo italiani, ma più italiani degli italiani, perché erano arrivati a Roma ai tempi ancora dell'impero romano, anche prima, mentre invece molti italiani residenti in Italia erano arrivati attraverso le invasioni barbariche, per esempio, quindi insomma, non si può dire che gli ebrei non fossero italiani. E c'erano molti ebrei fascisti, molti ebrei iscritti al Partito Nazionale Fascista, e questi infatti fondano il mensile La Nostra Bandiera. E invece Orano, un pubblicista fascista, pubblica Gli ebrei in Italia, nel quale si dice che gli ebrei, pur dichiarandosi fascisti, mostrano tendenze separatiste ed individualiste. E quindi si apre questo dibattito, si chiamano ebrei d'Italia, come si volevano chiamarli ebrei, o ebrei in Italia, come invece dicevano i fascisti. E anche negli stessi anni ci sono le teorie di Evola sulla purezza del sangue e sui valori della tradizione della stirpe italica. Ecco, interessante questo, è la prima volta che viene fuori il discorso della tradizione, che ritroveremo poi alla fine della mia esposizione. Quindi era questa cosa della tradizione è uscita in quel momento. Nel 1938 poi avviene la pubblicazione di provvedimenti per la difesa della razza, per gli ebrei divieto di frequenza scolastica, divieto di matrimoni misti, divieto di prestare servizio militare, divieto di iscrizione al Partito Nazionalfascista, e sul Giornale d'Italia viene pubblicato Il fascismo e i problemi della razza, cioè il manifesto degli scienziati razzisti. Cioè alcuni scienziati firmano questo manifesto per la difesa della razza. Nella pubblicistica sono da segnalare la difesa della razza di Interlandi e Almirante, che finito la guerra sarà il fondatore dell'MSI, il Movimento Sociale Italiano, e anche posizioni isolate, personali, mentre la Chiesa Cattolica era non antisemita, però personalità molto importanti come padre Agostino Gemelli, che è quello a cui è stato intitolato l'ospedale Gemelli, che è il principale ospedale privato di Roma, invece scrive contro il popolo deicida, cioè perché ha ammazzato Gesù Cristo. Nello stesso tempo in Germania, a pochi giorni direi di distanza tra la pubblicazione in Italia, c'è la pubblicazione in Germania delle leggi razziali contro gli ebrei, e qui finisce la parte della persecuzione dei diritti, no? Perché già si capisce che queste persone sono tutte senza diritti ormai, non hanno neanche diritto forse di stare lì, perché non sono più cittadini. Nel 1939 comincia un'altra storia. Comincia l'autorizzazione personale di Adolf Hitler alla, la traduzione è testuale, somministrazione di una morte misericordiosa ai malati giudicati incurabili secondo la valutazione più rigorosa possibile. Ecco, c'è sempre questa cosa, no? Della valutazione scientifica, rigorosa, eccetera. Capo di questo progetto di eutanasia è Buhler,
capo della cancelleria del Reich, quindi una alta autorità. Vengono sospesi i programmi di sterilizzazione degli asociali, di quelli che erano ammalati di malattie genetiche, eccetera, eccetera, e si avvia il programma di eutanasia per bambini con malattie incurabili e per malati psichiatrici. E gli individui vengono uccisi mediante monossido di carbonio, quindi inalano monossido di carbonio, vengono fatti inalare monossido di carbonio. La dimensione di questo programma di eutanasia viene stimata tra 65.000 e 70.000 persone da, virgolette, trattare. E per questo viene istituito a Berlino, in Tiergartenstrasse 4, l'indirizzo di questo edificio dove c'era l'ufficio, un apposito appunto ufficio di coordinamento, e quindi il nome di questa operazione si chiama Aktion T4, cioè azione T4, dal nome appunto dell'edificio dove c'era il centro di organizzazione. Dall'aprile del 1940, in 8 mesi vengono uccisi 5.200 tra neonati, bambini e adolescenti, tutti tedeschi, ariani, cioè certificati di razza ariana. I corpi venivano cremati e le ceneri restituite alle famiglie, giustificando le morti come esito di malattie improvvise. Sta di fatto che in questi ospedali, chiamiamo sanatori, dove venivano fatti arrivare questi ragazzini, queste ragazzine, questi bambini, prendendoli dai genitori, dicendo li portiamo nel sanatorio, li facciamo stare lì, è stato meglio. Questi qui avevano ovviamente delle difficoltà a assistere questi bambini che avevano bisogno, e quindi gli davano volentieri, confidando nell'organizzazione. L'organizzazione nazista era particolarmente efficiente. Questi posti dove venivano eseguiti questi interventi di eutanasia erano dei posti dove medici c'erano pochi, c'erano degli inservienti che dovevano provvedere a mettere questi dentro queste specie di camere a gas, tirarli fuori, eccetera, eccetera. Questi alla sera andavano al bar del paese e tra una birra e l'altra raccontavano le cose, e quindi il discorso la notizia si è sparsa. Tanto è vero che nel 1941, quindi un anno dopo solo, il vescovo di Münster, Clemens August von Galen, denuncia l'esistenza del programma di eutanasia, e quindi il Führer decide immediatamente di sospendere questa campagna. Però al 1° di settembre 1941 sono stati uccisi in questi posti, Graveneck, Brandenburg, Sonnenstein e Hartheim, 75.000 persone, la stima minima, secondo altre 93.000 persone, oltre 93.000 persone, bambini, malati psichiatrici, ragazzini, ragazzine, disabili, insomma. E negli stessi centri vengono eliminati con lo stesso sistema migliaia di prigionieri di campi di concentramento di cui abbiamo detto prima, che sfiniti dalla vita infame che conducevano non erano più in grado di lavorare, e quindi vengono eliminati lì, con un apposito protocollo che avete visto lì. Alla vigilia dell'attacco all'Unione Sovietica nel 1941, all'interno della Sicherheitspolizei, cioè la polizia di sicurezza, diciamo, vengono istituite delle unità mobili incaricate dell'uccisione di categorie di civili pericolose. Quali sono queste? Cioè nell'avanzata verso la Russia questi dovevano provvedere a, come si potrebbe dire, rendere sicure le linee, diciamo le linee dietro al fronte, e quindi viene detto di uccidere i quadri del Partito Comunista, gli intellettuali e gli ebrei. In meno di 3 mesi vengono uccise più di 300.000 persone. Il metodo era trasporto in luoghi isolati, avrete visto forse qualcuna di queste fotografie delle fosse scavate dagli stessi, enormi fosse comuni, li mettevano sulla borda della fossa e li sparavano in modo che cascassero dentro. Lo stesso Himmler, in visita a Minsk nell'agosto del 1941, suggerì di trovare un modo meno cruento per uccidere le persone, perché c'erano stati dei soldati, perché le esecuzioni venivano fatte da soldati di truppa, e questi soldati a un certo punto si rifiutavano di sparare, perché dicevano: noi siamo qui per fare la guerra, non per fare macellare la gente. E risulta che nessuno di questi
soldati che hanno disobbedito sia stato deferito a tribunali militari. Tutti però stati trasferiti e mandati al fronte, quindi praticamente sì, non so quanti di questi poi sia tornato dalla Russia dopo questa serie di cose. Con questo sistema alla fine vennero uccisi circa 1 milione di persone nei territori occupati. Se sentite questi numeri, 1 milione di persone, no? Una cosa che persino si fa fatica a pensarla. Ma la cosa non finisce qui. Nel 1941 Himmler consulta il medico capo della SS, che è certo Gravitz, e gli chiede quale sia il modo migliore per eseguire esecuzioni di massa, e Gravitz propone l'impiego di camere a gas. E per ridurre il costo del monossido di carbonio in bombole, siamo nel 1941, quindi piena guerra, quindi la guerra comporta ovviamente dei costi per la guerra, si deve fare risparmio di tutto, e quindi perché buttare via il monossido di carbonio in bombole? Facciamo qualcos'altro. E si effettuano a Minsk delle prove di asfisia con i gas di scarico dei motori a scoppio. Vengono fabbricati, su ordine di Heydrich, una ventina di camion chiusi, cioè come se fossero di camioncini per il trasporto delle derrate alimentari, quelle che hanno tutto chiuso, insomma, no? Con un tubo che poteva, il tubo di scarico poteva da una parte andare come tubo di scarico, ma si girava una chiavetta, il gas di scarico invece che andare fuori andava dentro il pavimento del comparto, diciamo, chiuso, e quindi veniva respirato da chi ci stava dentro. Con questo sistema hanno iniziato l'eliminazione di massa, per esempio, degli ebrei del ghetto di Lodz. C'è anche un film che è stato prodotto in Israele, che ho visto, film, diciamo, che non è un film vero, non è una ripresa, ma è un film basato su questa cosa, è un film in cui si vedono dei bambini che vengono fatti sedere sul camion e poi spariscono, vabbè. Nel 1941, sempre, Globocnik, capo della polizia dell'SS di Lublino, riceve da Himmler l'incarico di organizzare lo sterminio di milioni di persone, utilizzando le esperienze e la competenza degli esperti del gruppo Aktion Tifir che abbiamo visto prima, e inventa la soluzione dei campi della morte, cioè luoghi isolati ma raggiungibili con convogli ferroviari, come è Auschwitz, per dire. In tali campi vengono allestite grandi camere a gas, apparentemente stanze per docce, collegate agli scarichi di grandi motori a scoppio. Sono motori di carro armato, cioè motori di carro armato che sono posti in serie fuori di questi edifici. E questi edifici vengono costruiti dai deportati, e vengono costruiti edifici nei campi di Belzec, Sobibor, Treblinka. Ma Himmler, dopo un'ispezione al campo di concentramento di Auschwitz, che era tra quelli che sono stati, ordina di aumentare la capienza e di costruire un secondo campo a Birkenau, quello che oggi si chiama Auschwitz-Birkenau. E per quest'ultimo campo viene progettato anche un grande impianto per la cremazione dei cadaveri. Perché? Perché tutti i cadaveri che erano stati uccisi negli altri campi di sterminio ovviamente erano stati interrati in fosse comuni, poi era diventato impossibile gestire il problema sanitario. Quindi in tutti questi campi venivano riesumati i cadaveri dai deportati e bruciati in grandi cataste, buttando della benzina sopra e cercando di eliminare il problema di queste sepolture, che erano terribili perché ovviamente c'era di tutto, insomma. Il vice di Eichmann, lo ricorderete, quello che poi è stato processato, condannato a morte e impiccato in Israele, mi sembra negli anni 70, forse non ricordo male, forse tra i 60 e i 70, esegue prove con l'acido cianidrico. L'acido cianidrico era usato per la disinfezione delle baracche, perché baracche ovviamente c'erano cimici, pulci, pidocchi, eccetera, eccetera, quindi cosa facevano? Tiravano fuori gli individui e insufflavano questo acido cianidrico in modo tale da eliminare le zecche e gli scarafaggi. E per questi esperimenti vengono uccisi 250 malati incurabili e 600 sovietici ribelli, ma militari sovietici. Non dimentichiamo che in questi campi di sterminio arrivavano anche prigionieri sovietici
che ovviamente venivano eliminati per paura che poi ritornassero a combattere. Nel 1942 c'è la famosa conferenza di Grossen-Wannsee, viene decisa la soluzione finale. Quando voi sentite parlare di soluzione finale, questo è. Viene fatto un progetto per la deportazione in Germania, quindi nei campi di concentramento e sterminio, di ebrei residenti in paesi molto lontani dalle zone di guerra, Irlanda, Svezia, Turchia, Portogallo. Quindi il principio non è soltanto di aver concentrato in questa zona per l'eliminazione gli ebrei europei, ma anche da regioni molto distanti. E nei campi di Belzec, Sobibor e Treblinka iniziano a funzionare camere a gas utilizzando i gas scarichi del motoroscopio. E in quel caso lì i cadaveri erano gettati in posti comuni, mentre invece a Birkenau c'era un efficiente sistema di smaltimento attraverso la cremazione dei cadaveri. E viene portato nel campo di Birkenau la capienza a 200.000 posti. Voi avete visto prima le immagini, no? Avete visto la dimensione del campo, avete visto gli individui che erano in visita, visti all'alto, erano come piccole formiche. Non so se avete notato questa cosa. La dimensione è enorme, 200.000 posti. 200.000 posti vuol dire gli abitanti della città di Padova. Dato per avere un'idea, insomma. Il 43 entrano in funzione gli impianti di sterminio industriale e in 2 anni vengono uccise da 1.100.000 a 1.500.000 persone. Perché questo errore, questi numeri che non sono precisi? Perché la maggior parte delle persone che arrivavano con i carri ferroviari venivano uccise subito, neanche immatricolate, cioè prima c'erano i procedimenti di immatricolazione nei campi. Il prigioniero veniva immatricolato, gli veniva dato una divisa da prigioniero, gli veniva tatuato il numero, gli veniva messa una stella gialla o un triangolo rosso, quello che era, a seconda dell'appartenenza nazionale, a seconda se era un prigioniero di guerra, se era un prigioniero invece politico, eccetera, o era un ebreo. Dopodiché non c'è più tempo di fare questo, cioè le produzioni industriali della morte fa saltare tutte queste cose e arrivano, scendono, vengono fatti scendere le donne e i bambini da una parte, gli uomini dall'altra e avviati alla morte, tenendo di riserva soltanto quelli che erano molto prestanti, che potevano essere utili per farli lavorare nelle squadre, nei Sonderkommando, nelle squadre speciali, cioè quelli che provvedevano alle operazioni, per esempio, di tirar fuori i morti dalle camere a gas, buttarli dentro i crematori, eccetera, eccetera. Allora, su un certo numero di prigionieri vengono fatti degli studi scientifici. Gli studi scientifici erano la resistenza al freddo e la resistenza all'ipossia. Tutti e due questi erano finalizzati a capire quanto l'organismo umano resistesse immerso nell'acqua fredda, e c'era il problema dei naufraghi di navi militari, oppure quanto poteva andare in alto un essere umano su un aereo senza avere l'ipossia, perché il problema era di quelli della caccia, cioè i caccia tedeschi potevano andare fino a un certo punto, oltre quel punto il pilota non aveva l'ossigeno, quindi praticamente bisogna capire quanto tempo poteva stare senza ossigeno, e questo non si fa sugli animali, si fa sugli umani, e alcuni di questi vengono uccisi con iniezione di fenolo nel cuore. Uno di questi medici notissimo era Mengele, che poi è stato sempre citato, ma non era uno, erano tanti, insomma. E arriviamo al punto di Italia. Il 16 settembre 1943, rastrellamento del ghetto di Roma. Vengono deportate in Germania 1.022 persone, di cui 17 ritornarono vive. I treni che venivano da Roma si fermavano a Padova per caricare un po' di acqua per questa disgraziatissima gente. Altre retate ci furono a Firenze, a Siena, a Bologna, a Montecatini e a Venezia. E prima di essere deportati in Germania, gli ebrei venivano reclusi in campi periferici. Per esempio, gli ebrei di Padova sono stati reclusi in una villa sui Colli Ugani prima di essere trasferiti altrove. E i campi provinciali erano Calvari di Chiavari, Bagno a Ripoli, Tonezza del Cimone. Nessuno di voi sospetta
che a Tonezza Cimone, alla fine dell'autostrada che va verso Asiago, ci fosse un campo di concentramento di ebrei. E poi venivano reclusi nel carcere San Vittore e da lì portati in Germania. Successivamente venne istituito un campo di transito a Fossoli, Modena, e quando è arrivata l'avanzata degli alleati vicina, diciamo, i prigionieri venivano trasferiti a Bolzano. Quindi da Venezia andavano a Bolzano, poi da Bolzano attraverso il Brennero in Germania. Nel 1944 ormai è passato il 1943, c'è stato l'8 settembre, le zone del nord sono tutte in mano ai tedeschi e alla Repubblica Salò. Nella zona di operazione dell'Italia nord-orientale, Globocnik, che abbiamo già sentito, capo supremo della polizia dell'SS, incarica Wirth di stroncare il movimento partigiano e rastrellare tutti gli ebrei. E viene istituito un campo di concentramento sterminio dotato di forno crematorio nella risiera di San Saba, dove vengono uccise da 1.000 a 2.000 persone, ma in maggioranza non ebrei. Gli ebrei invece venivano portati in Germania. Comunque dal solo litorale adriatico partirono per Auschwitz 12 convogli. Mi sono dimenticato di dire che le statistiche orrende di queste vittime sono fatte spesso sulla base dei convogli, perché molti registri dei campi sono stati bruciati prima di scappare. I tedeschi lasciavano il campo e bruciavano i registri. Però non sono stati bruciati e sono stati conservati fino a oggi i registri delle ferrovie. Quindi si sa esattamente quanti convogli sono arrivati a Auschwitz, da quanti carri erano costituiti, si sa più o meno quanti erano i prigionieri dentro ciascun carro e quindi si fa un conto di quanti ne sono arrivati. E se non sono tornati hanno fatto purtroppo una brutta fine. Ecco, tra il 43 e il 45 parliamo adesso del problema degli ebrei in questa zona. La persecuzione degli ebrei venne vissuta dalla popolazione spesso come un'imposizione da parte dell'alleato occupante nazista, ma non mancarono episodi di delezione e di attivo collaborazionismo. C'è adesso è stato pubblicato di recente un libro di Simon Levi Sullam che si chiama I carnefici italiani, e se volete andarlo a sentire alle 17:30 di giovedì all'Ateneo Veneto c'è la presentazione di questo libro. Questo libro parla di questa cosa che io ho concentrato in tre parole, insomma. Su 7.013 arresti documentati di ebrei, 1.898 vennero eseguiti da italiani, solo da italiani, 2.489 da tedeschi, solo da tedeschi, 312 in collaborazione, e di 2.314 non è possibile risalire nelle matricole che ci sono, nell'immatricolazione dei detenuti, non c'è scritto chi li avesse arrestati. Particolarmente attive furono comunque le forze della Repubblica Sociale Italiana, cioè la Repubblica di Salò. In totale in Italia la persecuzione contro gli ebrei fece 6.219 vittime. Ecco, ogni volta che parliamo di questi numeri, io credo che sfugga che dietro a ciascuno di questi numeri, ci sia una storia terribile di sofferenza, di dolore personale, di dolore per gli altri. Certe volte erano intere famiglie che venivano smembrate e mandate chi da una parte e dall'altra e poi mai più ritornati a casa, insomma. Quindi è un carico di dolore che è difficilissimo perfino immaginare, insomma. Di fronte a questi numeri non sono numeri, mentre invece chi faceva questo lavoro, Eichmann, che era a capo dei trasporti, per dire, per lui era un lavoro, no? Era un lavoro cioè quando la dimensione è quella di non sentire più empatia per chi soffre, perché è stato considerato estraneo, diverso, nemico e quindi da uccidere, naturalmente i numeri non sono più niente, cioè 2.000, 3.000, 5.000, 1 milione, non fa differenza. E le vittime del genocidio, questi numeri che vedete qui, alla fine della guerra, 1945, sono stati uccisi 5.900.000 ebrei,
da 2 a 3 milioni di prigionieri di guerra sovietici, da 1,8 a 2 milioni di polacchi non ebrei, da 220.000 a 500.000 tra Rom e Sinti, tra disabili e pentecostali messi insieme, perché i numeri erano così messi, tra 200.000 e 250.000, 80.000 a 200.000 massoni, da 5.000 a 15.000 omosessuali, da 2.500 a 5.000 testimoni di Geova, da 1 milione a 1,5 milioni di dissidenti politici, cioè comunisti, socialisti, eccetera, eccetera, e da 1 milione a 2 milioni e mezzo di slavi, anche questi perché nell'espansione verso l'est i nazisti avevano pensato di togliere via i cittadini, di togliere via gli abitanti di zone come l'Ucraina, per esempio, per poi ricolonizzarle con tedeschi. In totale, se anche tralasciamo la stima maggiore che vedete qui, vediamo qua, ecco, vi vedete, questa è la stima più alta, no? Ma facciamo finta di non vedere questa, vediamo solo questa, che è la stima inferiore, la stima più ottimistica. Sono 12.250.000 persone, 12 milioni, una cosa che è agghiacciante. Adesso volevo parlare un momento della Francia, ma poi siamo arrivati quasi in fondo. In Francia, tra il 1940 e il 1945 vennero deportati nei campi di lavoro di sterminio circa 76.000 cittadini francesi di regione ebraica, di cui 11.000 bambini, e i superstiti furono solo 2.500. La comunità ebraica di Francia era molto più ampia, d'altra parte la Francia è molto, molto grande. E dopo il 1945 risiedono in Francia circa 235.000 persone di religione ebraica. Avete sicuramente sentito nominare il problema dell'antisemitismo francese della fine dell'Ottocento, il famoso caso Dreyfus, per esempio. Quindi era un terreno in cui facilmente durante la Repubblica di Vichy ci fu un collaborazionismo molto attivo e quindi queste retate di ebrei portati poi al macello in Germania. Allora, la popolazione degli ebrei francesi ha avuto un primo incremento dopo la guerra perché sono arrivati profughi dall'est europeo e altri dalle colonie ex francesi, ma nel stesso tempo c'è stata immigrazione di molti verso Israele, quindi non è facile trovarsi coi numeri. Però oggi i cittadini di religione ebraica sono circa 450.000 su un totale di 66 milioni di abitanti della Francia, e di questi 66 milioni 5 milioni sono di religione islamica. E quindi è un problema serio che la politica non può non gestire, non deve gestire, perché sono due frazioni importanti della comunità francese e quindi non si può pensare che questi si facciano la guerra gli uni con gli altri. Una nota: il Consistoire, che è un organismo di origine napoleonica, afferiscono circa 500 tra sinagoghe, cimiteri e mikveh, che sono i bagni rituali, cioè dove c'è la purificazione. La maggioranza degli ebrei francesi sono ortodossi, ma ci sono anche sinagoghe masorti, tra i tradizionalisti, e di ebrei riformati. Ecco la cosa agghiacciante e preoccupante. Dal 2000 al 2012 sono stati registrati 6.737 episodi di violenza contro i cittadini di religione ebraica, cioè un episodio al giorno, in media, anzi più di uno al giorno. Quindi si va dalle aggressioni contro adulti o minori a atti criminosi contro abitazioni, contro auto, incendi dolosi, atti vandalici contro sinagoghe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione molto difficile. Allora, ritorniamo all'origine. Perché il razzismo? Perché il razzismo attecchisce così facilmente? Questo l'avete già visto. L'eterofobia, l'iniziativa competitiva, la teoria che offra basi per l'avversione e la propaganda. La propaganda è potente perché raggiunge tutti. Ecco, quando avviene questa identificazione da una parte del nemico e dall'altra parte del sé come gruppo della società, arriva intanto
l'uso di simboli, divise, inni, no? Questo dà ovviamente una forte identificazione di gruppo e della persona nel gruppo, cioè avere la stessa camicia vuol dire appartenere a un gruppo e un gruppo forte, un gruppo che vuole imporsi. E questo vale, vedete qui, sia per gli squadristi che per le camicie grigie, come si chiamavano. Ecco, qual è il meccanismo? Il ripugnante altro viene generalmente rappresentato come animato dall'intenzione malvagia, non importa se sia buono o cattivo, è sempre comunque oggettivamente pericoloso, cioè come minaccia per il benessere del gruppo che prova avversione per lui. E la pericolosità sociale risulta da ciò che in quel momento costituisce fattore di maggior rilevanza, conflitto e divisione sociale. Questo è molto interessante, perché varia da posto a posto. La pericolosità sociale può essere perché quello ti ruba il lavoro, oppure perché quello parla un'altra lingua e tu non la capisci. Cioè è molto fluida questa cosa. Quando viene avvertita una minaccia, aumenta automaticamente la coesione del gruppo e scatta l'aggressività, e che si traduce spesso in comportamenti violenti di gruppo, facilitati dalla perdita della percezione della responsabilità individuale. Uno può ammazzare uno in gruppo, cosa che non farebbe se fosse da solo. C'è anche un aspetto di vigliaccheria in questo, cioè essere in gruppo si riesce a superare quei limiti che l'autocontrollo e l'autocoscienza impongono normalmente. E in genere chi aggredisce è convinto di operare per il bene della comunità, anzi se ne vanta di solito. Poi c'è l'aspetto politico. Per i politici, in particolare per i politici locali, questo vale in tutti i tempi, non è riferito a oggi, anche se l'autore è del 2002. Per i politici l'emergenza sicurezza costituisce uno strumento di legittimazione del proprio ruolo. Le campagne anche del Presidente degli Stati Uniti, no? Siamo sotto minaccia, tutti vanno sotto l'ala protettrice e nessuno fiata più, perché chi ha avuto coraggio di parlare contro il Patriot Act? Chi ha avuto coraggio di parlare? Nessuno, forse una deputata o una senatrice, non mi ricordo, che ogni tanto fanno vedere in televisione. Allora, incapaci per mancanza di poteri effettivi di agire sulle fonti principali dell'insicurezza collettiva, che è diffusa in tutti i paesi, la precarietà del lavoro, l'impoverimento, l'erosione del welfare, tutte queste cose qui, viene enfatizzato smisuratamente attraverso i media l'insicurezza dovuta alla criminalità e si inventano provvedimenti spettacolari ma di scarsa efficacia. Per dire, le ronde padane sono un'invenzione che ha nessuna efficacia, ma ha un grande effetto mediatico. Dico le ronde padane per dirne una, insomma, scusate la citazione. L'adozione di leggi discriminatorie, ritorniamo alla storia che abbiamo ascoltato, nei riguardi degli estranei, riduce la loro credibilità come soggetti di diritto. Primo Levi dice, prima si comincia con la negazione dei diritti, quindi l'azione contro il diritto, e poi si passa alla persecuzione, dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle persone. Perché quando non sono più soggetti di diritto sono sempre meno umani e quindi si può provare per loro anche dei sentimenti che non proveremmo per esseri umani. Quindi contro soggetti privati di diritti qualsiasi sopruso e qualsiasi violenza appare accettabile nel superiore interesse del gruppo a cui appartiene il persecutore. C'è poi tra quella fascia di popolazione che non è così schierata con i persecutori ma neanche contro, il senso di ineluttabilità per l'impossibilità di contrastare i comportamenti che sono quelli illegali, questi violenti, che però sembrano graditi all'autorità. Quindi per non inimicarsi all'autorità uno sta zitto, fa finta di niente, e quindi in molti viene tolto il senso della propria responsabilità, sostituendolo con la convinzione poi di, stando zitto, partecipare a un comportamento utile per la collettività. Facciamo un esempio, questo non è una persecuzione ancora arrivata alla persecuzione delle persone, ma voglio dimostrare cosa vuol dire diseguali che poi diventano illegali, che poi diventano criminali. In Italia la legge
125 del 2008 introduce l'aggravante della pena per stranieri irregolari. Sempre nel 2008 restringe il diritto al ricongiungimento familiare. Nel 2009 restringe i diritti dei richiedenti asilo. Nel 2009 saltano fuori le ronde, i 180 giorni nei centri di come si può dire, il CIE, non mi ricordo, centro di immigrazione, non mi ricordo, centro immigrati dall'estero, una cosa, i respingimenti in mare, l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, eccetera, eccetera. Quindi questo è esempio. Dopo, nell'immaginario collettivo adesso tutti coloro che hanno la pelle scura o che sono islamici sono criminali. Non si va a vedere chi siano, cosa facciano, che cosa abbiano fatto, eccetera. Ecco, dicevo, in quella cosa che mi sono permesso di citare 2 volte, questa è la terza, quando venga fornita e interiorizzata una teoria che offra basi logiche all'avversione. Qual è la cosa moderna, nuova, interessante ma potenzialmente molto pericolosa? Nel 96 Samuel Huntington ha pubblicato, e questo è stato poi diffuso in numerosissime copie, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, cioè lo scontro di civiltà e la ricostituzione dell'ordine mondiale. La tesi di questo libro è: gli esseri umani non si definiscono più in base all'ideologia. Ricorderete che per un po' di tempo c'erano, diciamo, i nemici erano i comunisti e i non comunisti, no? Quindi non è più così, e non è più in base al sistema economico, cioè il tipo di economia in cui vive il sistema economico su cui operano i vari esseri, ma gli esseri umani cercano di definire la loro identità in base alla propria lingua e in base alla religione, alle proprie tradizioni. Ricordate che all'inizio vi avevo fatto vedere come tradizione era una delle parole che Evola aveva indicato come una cosa tipica, tipizzante, diciamo, di una società. E i costumi, anche i costumi, non basta, cioè, il modo di vivere, insomma. Allora, tutti voi sapete, se leggete i giornali, che scontro di civiltà è diventata un'espressione usata quotidianamente dai mezzi di comunicazione di massa. Basta aprire il giornale, ogni giorno ce n'è 1 o 2 volte citata questa dizione. È definita per assumere un significato molto più forte di quanto non sia quello originario, perché lingua, religione, tradizione e costumi sono diventati pretesto per mettere in discussione l'integrità territoriale degli stati. L'esempio ultimo è: si crea uno Stato islamico distruggendo gli stati vicini in base a questo, ma non solo, ma anche dentro agli stati, anche stati molto grossi. Ricordiamoci cosa è successo in Jugoslavia. Cosa è successo in Jugoslavia negli anni 90? Questo tipo di scontro è propagandato come scontro di civiltà, e quindi in pratica con questa etichetta così altisonante è una grande forza disgregatrice, motore di sanguinose guerre civili. Ce ne siamo già accorti di questo. Allora, cos'è che possiamo tirare fuori? L'unica speranza è quella che ci hanno dato questi ragazzi. Questi ragazzi questa foto non è girata molto sui giornali, io l'ho trovata e l'ho tagliata e poi la propongo come qualcosa di veramente importante. Nella grande manifestazione di Parigi, che è seguita agli attentati sanguinari che sono venuti prima nella redazione Charlie Hebdo e poi nel Market Kasher, questi qui che cosa scrivono? Pezzettini di carta con scritto coexist, in cui la C è una mezzaluna, la X è fatta con la stella di Davide e la T è una croce. Questo mi pare che sia una cosa di grande valore. E l'altra cosa su cui io ho riflettuto, e mi permetto di proporla anche a voi come riflessione, la Francia. La Francia in quel momento ha ritrovato un'unione imponente sulla libertà, ma la Francia non ha nella sua
nella sua genesi la libertà soltanto, c'è anche egalité, fraternité, anche in Campo Manin c'era scritto liberté, egalité, fraternité, attaccato al momento che hanno fatto la manifestazione contemporaneamente alla manifestazione in Francia. E non c'è dubbio che la declinazione di queste tre parole è il segreto per campare, cioè per vivere insieme. Queste cose ce le abbiamo anche noi, non ce le abbiamo nella bandiera, non ce l'abbiamo scritta sui tribunali o sulla porta dei municipi. Perché? Perché libertà e uguaglianza sono la base fondante della nostra Costituzione. Perché fratellanza, fraternité, insomma, è l'inizio dell'inno nazionale, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, non si dice altro, cioè chi vive qui. Quindi il discorso è che questo momento che stiamo vivendo è qualcosa che riguarda i diversi, cioè di una Europa molto diversa, in cui in molti paesi ci sono diverse comunità che fino a questo momento sono vissute insieme e che dovrebbero avere modo di essere maggiormente coinvolte, legate, non in un processo di integrazione in cui una comunità impone agli altri che cosa devono fare, ma in cui tutte le comunità vengono rispettate e vengono incluse, non integrate, incluse in una società civile. Cioè vuol dire, uno che viene qui deve obbedire soltanto alle leggi di questo paese, non deve obbedire al fatto che deve cominciare a mangiare il salame perché piace ai veneti mangiare pane soppressa, insomma. No, uno deve semplicemente rispettare la legge. Quando rispetta la legge è un cittadino come gli altri, ha diritto come gli altri e come gli altri cittadini italiani che non rispettano la legge deve essere punito, deve andare in galera, deve essere in qualche modo sanzionato. Allora io chiudo questa lunga storia perché mi spiace di avervi trattenuto per così lungo, però volevo chiudere con questa frase che è di molto tempo fa, 1596. Il ghetto di Venezia aveva 80 anni allora e Shakespeare dice nel Mercante di Venezia, Shylock, Shakespeare mette in bocca a Shylock queste parole, dice: ma un ebreo non ha occhi, un ebreo non ha mani, organi, misure, sensi, affetti, passioni come voi, non mangia lo stesso cibo, non viene ferito con le stesse armi, non è soggetto agli stessi malanni, non guarisce allo stesso modo, non sente caldo o freddo nelle stesse estati e inverni allo stesso modo di un cristiano? Se ci ferite, noi non sanguiniamo? Se ci fate solletico, noi non ridiamo? Se ci avvelenate, noi non moriamo come voi? Ecco, questo credo che sia un insegnamento importantissimo, cioè quando uno sente parlare di diverso, deve venire in mente questo e deve venire in mente questo, che si può stare insieme da diversi e che se così fosse il mondo sarebbe molto meglio.